Inizia la sesta edizione della Fiera del Riso Vialone Nano Mantovano. Partiamo con delle novità perché quest'anno accogliamo una comunità della provincia Singh indiana che presenteranno anche i loro prodotti. Abbiamo anche un'associazione calabrese che farà un risotto un po' particolare, un risotto all'induia, però saremo tutti curiosi di assaggiare il risultato di questo piatto, che sicuramente sarà un piatto molto apprezzato. Nel pomeriggio abbiamo avuto l'opportunità di avere i ragazzi del Bonomi Mazzolari che ci hanno dato una mano, li abbiamo fatto sporcare le mani perché ovviamente devono imparare a preparare i piatti tipici e i prodotti mantovani, perché noi promuoviamo oltre al territorio il riso, il risotto, ma i piatti tipici, e perciò i ragazzi che frequentano la scuola alberghiera soprattutto devono imparare a fare i piatti del territorio. Partiamo da numeri importanti, partiamo che l'anno scorso abbiamo fatto 100.000 risotti, 75.000 presenze, e diciamo che ci aspettiamo di bissare le presenze dell'anno scorso. Questi ragazzi evidentemente stanno ancora un po' verdi, però è buono che incominciano ad avere questa piccola esperienza. Proponiamo quest'anno la paella, evidentemente il fine settimana, e poi abbiamo il risotto a marinara, c'è un risotto frutti di mare da lunedì a giovedì. Questa iniziativa noi la sosteniamo garantendo il patrocinio, la vicinanza organizzativa. È un'iniziativa che ha dei numeri importanti in termini di quantità, e di questo forse abbiamo già parlato, avete già parlato, però voglio sottolineare che è un'iniziativa importante in termini di qualità. C'è una grande competizione per risotti, per il modo di interpretare il riso in maniera diversa, ma effettivamente l'orgoglio mantovano è quello di avere sempre al primo posto i piatti della tradizione mantovana.